di caffè una persona di media all'anno? Ben quasi 6 kg pro capite. Beh, decisamente un numero elevato, ma che dire del resto? Molto facile da considerare, visto che è il nostro rito più irrinunciabile, direi, in assoluto. È curioso sapere che il caffè inizia la sua diffusione a Venezia, proprio in contemporanea con la diffusione del Galateo. Ecco perché oggi ho deciso di unire queste due cose e guardare assieme alcune piccole regole di buone maniere dedicate al nostro amato caffè. Prima di tutto, come si serve un caffè? Allora, innanzitutto è fondamentale che la tazzina sia completa, quindi ci sia la tazzina, il suo piattino e anche il cucchiaino. Non ci preoccupiamo se poi la persona prenderà o no lo zucchero, comunque deve essere completo. E poi è importante sapere che il caffè andrebbe servito se ad esempio abbiamo ospiti a casa e abbiamo appena pranzato o cenato assieme, andrebbe servito magari in un altro posto, in un salotto o comunque magari in una veranda, fuori dal tavolo dove si ha mangiato. Ed è importante ricordare che possibilmente sarebbe da poggiare le tazzine in un vassoio. Sempre se siamo in presenza di un piccolo ricevimento in casa, è interessante sapere che servire il caffè è l'unico caso assolutamente d'obbligo per la padrona di casa, anche in presenza magari di personale domestico che ci aiuta nel servire le varie portate del pranzo o della cena, insomma, che stiamo offrendo ai nostri ospiti. Inoltre, anche lo zucchero ha la sua particolarità, infatti viene offerto e poi direttamente servito da chi porge il caffè, quindi in questo caso la padrona di casa. Quindi si domanda quanto zucchero la persona voglia, si versa lo zucchero e poi si porge la tazzina rigorosamente completa. Porgere il caffè è un atto di cortesia, quindi anche in questo caso dobbiamo seguire la gerarchia del galateo, quindi si servirà per primo la persona più importante gerarchicamente, poi naturalmente le donne, mi raccomando, e poi successivamente tutti i casi che abbiamo già elencato, quindi magari le persone più anziane e poi successivamente tutti gli altri. E adesso vediamo come si beve il caffè. Allora, innanzitutto la tazzina deve essere presa con pollice e indice. Inoltre, vi segnalo anche che bisognerebbe sempre tenere in mano anche il piattino, anche se siamo seduti. Questa è una regola un po' particolare, sicuramente, perché non viene spesso fatta, però utile da ricordare. Importantissimo, inoltre, è non dimenticarsi del mignolino che magari va a farsi un giretto, spesso capita di vedere il mignolino all'insù, assolutamente da non fare. E inoltre non bisogna soffiare sul caffè. Se per caso dovesse essere proprio bollente, cerchiamo semplicemente di utilizzare il cucchiaino per mescolarlo, nulla di più. Abbiamo detto quindi di non soffiare sul caffè, ma di agitarlo col cucchiaino. Mi raccomando che non deve essere agitato come magari facciamo girare un vino rosso. Ricordiamo che il caffè è pur sempre una bevanda preziosa. E poi il cucchiaino mai in bocca. E ricordatevi anche di non lasciarlo mai dentro la tazzina, cioè il cucchiaino va riposto nel piattino, non lasciatelo sulla tazzina al termine di aver bevuto il caffè. E per finire una piccola parentesi con il caffè al bar. Ricordiamoci sempre le regole fondamentali del galateo, quindi salutiamo quando entriamo, salutiamo quando usciamo, ringraziamo quando ci viene servito il caffè, ma facciamo attenzione anche al bicchiere dell'acqua se ci viene servito insieme magari alla tazzina del caffè o subito prima. Ecco, quando bere l'acqua è sempre un dilemma questo, l'acqua andrebbe bevuta prima poi di andare a bere il caffè, questo perché serve per pulire un po' la bocca e prepararci a degustare al meglio il caffè. Eccoci quindi al termine di questa pillola che sembrava scontata, ma naturalmente il mio piatto è a forma di cuore, ovvero la mia passione. Io vi ringrazio e vi aspetto come sempre alla prossima puntata. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social. Ciao, a presto!